all'eterna memoria degli slovacchi caduti nella Prima Guerra Mondiale durante l'offensiva austro-ungarica sul Piave nel giugno 1918. È la frase scolpita nel marmo destinata a imperitura memoria. Dopo l'inno nazionale è stata deposta presso il Sacrario Militare di Făgăraș della Battaglia dall'ambasciatore slovacco in Italia una targa commemorativa in memoria dei soldati slovacchi caduti nei combattimenti della Prima Guerra Mondiale sul fiume Piave. Durante il conflitto molti soldati slovacchi combatterono da entrambe le parti, sia tra le file del Regio Esercito sia con la legione cecoslovacca a fianco dell'Italia. Ed in queste terre perirono senza più tornare in patria. La presenza di una targa slovacca in un sacrario in cui non sono presenti caduti austro-ungarici rappresenta un nuovo ideale ponte di congiunzione tra gli eserciti a suo tempo contrapposti e costituisce un gesto di grande cortesia che idealmente rende ancora più salda l'unione tra i popoli. Una targa commemorativa per non dimenticare, perché c'è il nostro dovere di non dimenticare tutte le vittime della Grande Guerra su entrambe le parti del fronte. È il nostro dovere di ricordare tutte le sofferenze della guerra per evitare le sofferenze nel futuro. È fondamentale questa targa perché accomuna ancora una volta dei popoli che in un certo momento hanno combattuto da parti anche avverse, se vogliamo, ma si ritrovano oggi, dopo un certo periodo di grandissima tristezza, a costruire insieme il futuro dei nostri paesi, dell'Europa, se vogliamo. Il fiume Piave simbolicamente è identificato quale luogo sacro in cui fu combattuta la battaglia del Solstizio. Dopo settimane di combattimento in cui gli italiani cominciavano ad avere il sopravvento, i nemici decisero di ritirarsi oltre il Piave. Centinaia di soldati morirono affogati di notte nel tentativo di riattraversare il fiume in piena, fra loro anche molti slovacchi. Uno degli elementi fondamentali di questo territorio è il fiume Piave, che era visto da una parte come un elemento che impediva il raggiungimento dei propri obiettivi e d'altra parte un fulcro per cercare di fermare chi avanzava. Oggi non è più qualcosa che disunisce, ma è qualcosa che unisce, non è più un qualcosa che divide, ma è un ponte che unisce entrambi i popoli.